Sono tutte femmine di 4 anni in questo miglio che vede al via 9 concorrenti: Fuera, Ferdinand di Risaia, Fileppi, Fraklac Spritz, Frida Pax, Fortana Sì, in seconda linea Fan Fatal Sì, Fundi dei Greppi, Favilla Jet, macchina che accelera, partiti con la velocità di Ferdinand di Risaia che va a condurre. All'esterno rimane per il momento Fraklac Spritz, si accoda in seconda posizione Fileppi. Numero 1, Fuera, La squalificato. rottura di Fuera intanto sbaglia anche Fraklac Spritz, e così in vantaggio c'è Ferdinand di Numero Risaia nei 4, confronti Fraklac di Spritz, Fileppi. squalificato. 400 iniziali che se ne vanno in 32. In terza posizione dovrebbe essere Fortana Sì, che avanza all'esterno, con all'interno Fundi dei Greppi. Corsie esterne per Fortana Sì che avvicina Fileppi dopo 800 metri di gara, ma davanti c'è sempre Ferdinand di Risaia che ha completato intanto gli 800 in 1, 2 e 3, si affronta la penultima piegata con leader sempre Ferdinand di Risaia nei confronti di Fileppi. Fortana Sì, questa pariglia alle sue spalle, mentre Fundi dei Greppi segue alla corda e al largo c'è anche Fan Fatal Sì che si trascina Favilla Jet. Tanto siamo a 450 dalla conclusione e sempre leader Ferdinand di Risaia nei confronti di Fortana Sì, alla corda Fileppi. All'esterno Fan Fatal Sì, non cambia nulla tatticamente, le prime due tendono a staccarsi, con Fortana che insiste ora su Ferdinand di Risaia. Le due appaiate seguite da Fileppi che opta per l'open stretch, ultimi 100 metri di gara. Ferdinand di Risaia si difende nel finale, Ferdinand di Risaia la porta a casa su Fileppi che finisce bene all'interno, ma c'è un 29 a chiudere, terzo posto per Fortana Sì. E 29 decisivo, la chiusa davvero molto decisa per Ferdinand di Risaia, che Sandro Capenti porta alla seconda vittoria consecutiva, sempre sulla pista bolognese. Percorso di testa vincente, andiamo a rivedere Fileppi che guadagna nelle battute conclusive, ma non abbastanza, non sufficientemente per apparigliare l'avversaria, che dunque vince. Ferdinand di Risaia, Sandro Capenti in sediolo e al training per conto della signora Giulia Capenti.